Per fortuna che oggi doveva essere bello. E sono in mezzo al sentiero del Col Spizzato. Sono anche a poca distanza dalla cima. Non si riesce più a finirlo con tutto sto bagnato, sta pioggia. Piove e c'è il sole. Mi prende per il... Infatti quasi vado in cima. Prendo la strada e scendo giù almeno fino a Valfredda per ripararmi. Credo che siamo quasi in cima. Qua davanti sulla ruota ho i copertoni della Continental, i Ruban. Sono buoni copertoni, ma col bagnato sono buoni con l'asciutto. Siamo in cima, sì. Questo posto lo conosco, questa è la cima di Col Spizzato. Là c'è il sole. È solo qua sopra che c'è la nuvola. Sta tuonando e so per esperienza che in questo posto se arriva il temporale sono cacchi amari. Dunque è meglio tagliare la corda e arrivare almeno in piancavallo e poi scendere giù. E scivola parecchio, Certo che col 29 pollici è tutta un'altra roba, con la ruota davanti che adesso il mallet ho messo un 29 pollici anteriore e sto usando i Ruban e nonostante tutto c'è un abisso con la 27,5 anteriore che avevo prima, persino sul bagnato. Siamo quasi alla strada, ho la marcia troppo corta.
Più. Ce l'ho fatta. Fantastico, fantastico, bellissimo, bellissimo. Devo dire una cosa però, bisogna fare attenzione. Io ho i Continental Ruban anche sulle 27,5 e sono su da almeno 6 mesi, più o meno, forse 10. E devo dire che adesso cominciano veramente a perdere aderenza, soprattutto sul bagnato. Invece questo qui, che è nuovo di pacca, va bene. E penso di sapere il perché. Questi copertoni più stradali hanno delle mescole più dure, però da nuovi gli mettono un velo di mescola più morbida, in modo che tengano molto bene da nuovi, soprattutto sul bagnato. Poi quando si consumano un po', quello strato leggero di mescola morbida che ti permetteva di avere un'ottima aderenza anche sul bagnato, se n'è andata. Poche parole, quando arrivano a metà non bisogna più fidarsi di sti copertoni. Questo l'ho visto anche su altri marchi, faccio sempre caso la Vittoria. Vittoria ha discreti copertoni, ma anche da strada. Io ho visto quelli da strada, finché sono nuovi vanno benissimo, tengono bene anche sul bagnato, ma appena hanno un po' di chilometri cominciano a perdere ogni grip. Mi ricordo una volta che con quella stradale a una rotonda dovevo frenare e per terra era non bagnato, leggermente umido. Come ho toccato i freni sono andato via lungo, mi sono ritrovato al centro della rotonda perché anche solo sull'umido non tenevano più niente. Dunque bisogna stare attenti anche a sti marchi un po' economici, fanno bei copertoni interessanti, ma appena gli hai fatto fare quei 300-400 km sono da buttare. Visivamente non cambia quasi niente, non li vedi neanche consumati i tasselli. D'altronde magari è solo 10 mesi, eppure ha già perso la parte buona che ti permette di avere grip. 29 pollici per 2,60, che è grande, perché 2,60 è ancora grande per la 27,5, sulla 29 è gigantesco. Il copertone veniva in circa 24 euro. Non avevo trovato altri copertoni che stessero sui 30-35 euro da poter montare qua, magari da enduro. Tra poco dovrebbe arrivarmi un Michelin DH34 che l'ho trovato per una trentina di euro e l'ho ordinato, magari da mettere appunto a posto del Ruban. Questo è tutto. Cosa facciamo adesso? Non sento più tuoni, fulmini, non so se finire la Montelonga. Cristo, lo sapevo io, devo tornare verso Piancavallo il prima possibile. Vengono giù fulmini, poi le nuvole sono molto vicine al terreno, siamo sotto la cima del Spizzata, siamo molto esposti. Wow! Pollici, tutta un'altra storia, fiore, tutta un'altra storia. Finora io ho sempre usato 27,5, vabbè che ho solo davanti, ma è comunque un'altra storia.
cerchiamo di rifugiarci in Piancavallo il più velocemente possibile.